Presentiamo oggi la seconda edizione di 100 Orizzonti del Vino, che è un'iniziativa che si svolgerà domenica 4 maggio dalle 10 alle 18. Iniziativa che prevede coinvolte 13 cantine del nostro territorio, appunto territorio tra il Piave e il Brenta, quello dei Colli Asolani e dei Colli del Montello, dove in ogni cantina ci saranno, con un unico biglietto, 2 degustazioni comprese, più ogni cantina sarà attrezzata anche con delle proposte gastronomiche di prodotti tipici, i formaggi, gli insaccati, lo spiedo, quello che sono un po' i sapori del territorio. Inoltre, sempre all'interno del biglietto c'è un servizio di bus navetta che collegherà tutte le cantine durante l'arco della giornata in chiave di mobilità sostenibile e anche per andare un po' incontro a quelle che sono le nuove normative del codice della strada, in modo che uno decide da quale cantina partire, lascia lì la macchina e poi liberamente sa che durante tutta la giornata può bere, può mangiare, può assaggiare senza il pensiero di doversi rimettere la guida e della patente. Abbiamo anche 3 tour in bici, e-bike e bici gravel, già organizzati, alcuni dei quali anche con la guida, tutto con un unico, tutti all'interno di questo pacchetto. Le 13 cantine che vorrei citare sono la Dalbello a Fonte, ad Asola abbiamo la cantina Cirotto e la Progress Country Winehouse, a Monfumo abbiamo la Ghisolana e la Tenuta Madio, Cantina alle Terre a Pederobba, Cantina Bedin a Cornuda, a Maser, dove abbiamo anche la sede, c'è la Villa di Maser e Cantina Martignago Vignaioli, poi ci spostiamo sul Montello con Loredan Gasparini a Volpago, Case Paulin, a Giavera con la Ida Agnoletti e chiudiamo a Nervesa con la Cantina Fiorotto. Abbiamo coinvolto in questo progetto anche il mondo delle PPL, che sono le piccole produzioni locali dell'olio, perché il nostro territorio negli ultimi anni si è distinto per le produzioni d'olio Evo di qualità. Ce ne saranno 7 distribuite in altrettante cantine dove faranno assaggiare i propri prodotti e metteranno anche in vendita la produzione dell'ultima annata dell'olio. Grazie alla Regione del Veneto che ci ha patrocinato come Consiglio regionale, siamo riusciti ad avere anche come regione, abbiamo fatto l'accordo con i Veneto Creators per poter poi pubblicizzare i nostri territori e i nostri sapori tipici all'interno dell'evento di domenica. Vi aspettiamo numerosi, è un unico biglietto dal costo di 25 euro che si prenota online su Eventbrite fino alla mattina stessa dell'evento. Parlo a nome di 18 comuni soci della Strada del Vino Asola Montello per complimentarmi con il Presidente e tutto il Consiglio direttivo per il grande lavoro fatto in questi ultimi anni per il rilancio e la ripartenza di questa importante strada turistico-enologica. È con grande soddisfazione che presentiamo la seconda edizione di 100 Orizzonti del Vino e quindi rappresenta questa iniziativa il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. Ricordo anche il progetto patentino dell'ospitalità che ha coinvolto tutti gli operatori turistici della Pedemontana Asolana e del Montello, perché la Strada del Vino nata nel 2006 rappresenta la cerniera appunto tra questi due territori così importanti per storia, cultura, valore architettonico, paesaggistico e i nostri prodotti locali. Mi complimento poi perché il progetto di questa strada non è solo quella di limitarsi alla promozione del vino, ma di abbinare anche gli altri prodotti tipici e quindi in primis l'olio e tutte le nostre piccole produzioni locali. L'olio delle PPL e l'evento 100 Orizzonti della Strada del Vino. Quale binomio, quale diciamo, collegamento abbiamo tra questi due prodotti? Beh, è una cosa importantissima innanzitutto pensare che abbiamo 8 città dell'olio in questo percorso, lungo questo percorso, e abbiamo diverse produzioni che sono diventate via via sempre più di alta qualità, sono produzioni che hanno raggiunto riconoscimenti sia nazionali, regionali, nazionali e internazionali. Quindi diventava quasi una necessità mettere a fianco al vino, mettere anche un'altra eccellenza che è l'olio extravergine d'oliva. Abbiamo 7 produttori, 7 piccole PPL, anche le PPL vengono incontro a questa esigenza per cui permettono al produttore di andare in etichetta, finalmente in etichetta. Questa è una cosa che ci tocca come esperienza
negli ultimi 7-8 anni, ma ci ha permesso naturalmente di dare visibilità a questi prodotti. Il visitatore, chi parteciperà a questo evento, avrà la possibilità in 7 cantine di trovare un angolo dedicato all'olio con un singolo produttore che presenterà o attraverso l'assaggio diretto sul bicchierino come i sommelier dell'olio o altrimenti attraverso il pane, l'assaggio col pane, e quindi gustare quello che è un prodotto che sta diventando sempre più importante nell'aspetto gastronomico del nostro territorio.